Non è previsto l'arrivo di migranti nel territorio del Bassanese, questo è quanto emerge dalle ultime indicazioni della prefettura, da cui però trapela l'arrivo ad una settantina di richiedenti asilo nella provincia di Vicenza. E i sindaci si sono subito mobilitati con la richiesta che non venga scaricata sui comuni la gestione di questa emergenza. Ancora non è arrivata alcuna nota in merito, aleggia parecchia incertezza, ma c'è chi si dichiara pronto ad accogliere, seppur nel limite del possibile, chi arriva disperato dai paesi dove ogni diritto è violato, lavorando in sinergia con la parrocchia. È il caso di Mussolente. Il comune di Mussolente sarebbe pronto, anche con l'aiuto evidentemente di volontari e di altre strutture, ad accogliere questi migranti. Ad oggi non ho contezza di quanti, ma io penso che 4-5 persone possano essere accolte come diciamo delle persone che escono da una fase così diciamo di sofferenza, e qui a Mussolente possono trovare la giusta collocazione.